oggi siamo a Carloforte e siamo in compagnia di Lucio ed Elisa della Sailing Bubbles che organizzano crociere in barca a vela con immersioni. Più tardi ci dovrebbe raggiungere anche Natalia La Picca, guida turistica ufficiale di Carloforte, e oggi faremo una bellissima escursione in barca. Allora Lucio, dici un po' cosa faremo oggi? Ma essendo in barca a vela, diciamo che vedremo un po' che vento tira, anche se la giornata oggi stranamente è veramente calma. L'idea è di fare un giro o di tutta l'isola o di metà dell'isola e magari riuscire anche a scendere a terra e fare un pezzo di un'escursione, di un sentiero. Bene, allora speriamo, insomma, adesso come sapete in mare ci sono sempre tanti incogniti. Abbiamo avuto 2 giorni di vento incredibile in cui sarebbe stato impossibile uscire per il vento. Oggi per il momento non c'è un filo d'aria, ma insomma ancora presto, quindi vedremo più tardi, per cui oggi vedremo anche da un'altra prospettiva, vedremo la costa dalla prospettiva del mare, qualcosa che in questo tour di febbraio, dove siamo stati anche molto in montagna, molto nell'entroterra, non avevamo ancora fatto, quindi siamo particolarmente contenti anche noi di poter fare questa escursione in barca, e poi più tardi parleremo anche di Carloforte e della sua storia con Natalia. Bene, allora, visto che penso... non ho chiesto il feedback audio-video. Tutto a posto. Quindi no, ci dicono che tutto a posto. Ormai chi ci segue va in automatico, perché io Sanno dello 9 volte su 10 lo chiedo dopo mezz'ora, quindi loro sanno già che ci devono dire che è tutto a posto, ma qui stranamente, insomma, abbiamo una connessione migliore che in tanti altri posti. Allora, in questo tempo che ci resta, perché comunque è abbastanza presto, vero Adri? Sono Sì. tipo... 8:02. Ha voglia. Allora, Elisa, raccontaci un pochino delle vostre attività. Allora, Elisa e Lucio, come avrete sentito, non sono sardi, quindi Lucio viene dalla Sicilia, Elisa viene dalla Toscana, e stanno passando l'intero inverno qui a Carloforte. Ormai sono qui da novembre, giusto? Ci rimarranno fino ad aprile. E poi si sposteranno per i loro tour. Quindi Elisa, raccontaci un pochino. Allora, la nostra attività si chiama appunto Sailing Bubbles, bolle a vela, perché siamo entrambi istruttori subacquei e abbiamo deciso di unire questa passione per la subacquea alla vela, appunto. E noi in Sicilia, ma non solo, perché presto arriveranno delle novità, facciamo degli itinerari, siamo un po' itineranti, quindi facciamo diversi itinerari, andiamo a fare immersioni e vela nelle piccole isole un po' più sperdute della Sicilia. Abbiamo 3 differenti itinerari appunto lì, però visto che siamo a Carloforte quest'anno abbiamo pensato magari di aggiungere un itinerario per l'anno prossimo. Ci stiamo facendo un pensierino, perché comunque anche qua c'è tanto da vedere e offre tanto. E niente, la nostra attività è giovane, abbiamo iniziato l'anno scorso e speriamo comunque di portarla avanti con novità sempre nei prossimi anni. Viviamo in barca. Viviamo in barca. Questo è il motivo per cui vi ospitiamo. Già, viviamo in barca. E ci piacciono le isolotte, diciamo. Sì, esatto. Sì, infatti noi siamo qua da ieri pomeriggio e quindi abbiamo avuto il piacere di essere ospitate in questa bellissima barca. Abbiamo dormito benissimo, mangiato benissimo, per cui siamo molto felici stamattina. Insomma, anche l'aria di mare un po' ci rilassa, penso, no? Dopo il vento degli ultimi 2 giorni sicuramente. Bene ragazzi, allora nel frattempo poi chiederò qualcos'altro, penso, anche a Lucio ed Elisa, però nel frattempo vi ricordo che questa è l'ultima settimana di Sardegna Sacra on the Road. Ieri ho dato la notizia che questa settimana faremo una puntata in più il sabato, per cui seguiteci fino a sabato sera. Come sempre siamo online nel pomeriggio con le foto e poi questa sera alle 21:30 con la puntata completa.
Vi ricordo anche, ma ormai lo sapete già, che leggere i vostri commenti è una delle cose che ci piacciono di più in questo viaggio, perché veramente ci sembra di essere con voi, per cui siamo veramente molto grate a tutte le persone che insomma che ci stanno seguendo con assiduità e con continuità, quindi partecipano e ci danno il loro feedback, anche perché come accennavo nella diretta di ieri, insomma, ancora vedremo che cosa potrà germogliare dall'esperienza di questo viaggio. Come sapete è stato un po' un esperimento, avevamo diverse idee, diversi obiettivi, che in parte, insomma, penso che possiamo dire che li abbiamo raggiunti, ma sicuramente potranno nascere ancora altre cose che ancora immaginiamo soltanto in parte, quindi sicuramente ci vorrà un po' di elaborazione e non sappiamo ancora bene quali frutti potranno nascere, se potremmo pensare a nuove edizioni magari diverse, e questo anche molto dipenderà anche da voi, insomma, da quello che si creerà nell'interazione, sia anche con chi ha già partecipato alle nostre puntate, con chi avrebbe piacere di incontrarci prossimamente, ma anche in base comunque alla risposta poi di chi ci segue, perché come sapete ci piace condividere le esperienze con le persone, quindi è bello anche trovare un modo che sia più fruibile, più accessibile, più interessante anche per chi ci segue, quindi in questo senso i vostri feedback sono fondamentali. Allora, invece volevo chiedere a Lucio, anche se questo non ci eravamo messi d'accordo, quindi non vorrei cogliere impreparato, ma la sua materia, potremmo forse accennare qualcosa a questo discorso, a questa tematica delle piccole isole, che sono un po' dei microcosmi a rischio, potremmo dire, in un mondo globalizzato sempre più veloce, eccetera. Giusto, Lucio? Cosa ne pensi? Sì, assolutamente, sono un patrimonio, nel caso dell'Italia, rimanendo all'Italia, ma non solo, un patrimonio immenso che noi abbiamo e che purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi, con la scusa, diciamo, della difficoltà geografica, no, dell'isolamento dovuto al mare, sono lasciate un po' così, sono messe in secondo piano, se non poi quando ci si risveglia a luglio per andare a fare il giretto turistico. Diciamo che Carloforte in questo senso è un'isola molto interessante, perché comunque è stranamente molto vitale, ed è il motivo anche per cui siamo venuti qui. Non è un'isola che d'inverno muore, anche perché probabilmente la ragione principale è perché c'è un istituto nautico che va molto bene, quindi i ragazzi restano, molti ragazzi restano, e da lì poi si costruisce tutto. Ma rare sono le isole dove ancora ci sono i licei, e spesso anche le medie, e spesso anche le elementari, quindi insomma senza la base della scuola, una volta che i ragazzi vanno via, è complicato che poi tornino. Assolutamente sì. Vanno via anche dalle isole più grandi, quindi figuriamoci dalle isole più piccole. Bene, di tutte queste cose ne parleremo in modo più approfondito anche nel corso della puntata, che quindi, oltre a un'occasione ovviamente per vedere la bellezza dell'isola di San Pietro, del mare, può essere anche un'occasione di riflessione su temi che, insomma, di cui si parla poco, diciamo la verità, pur essendo comunque importanti anche proprio da un punto di vista culturale, no? Quindi un immenso patrimonio anche culturale, la civiltà delle piccole isole, che è diversa poi di isola in isola. Bene ragazzi, ora mi sa che più o meno ci siamo. Chi ne sono? 8.09. Va bene, allora io vi ringrazio come sempre, vi ho già dato gli appuntamenti, vi ricordo che potete aiutarci a sostenere le spese vive di questo lungo mese di viaggio con delle donazioni libere. Trovate il link in tutti i nostri post per fare una donazione libera con PayPal o carta di credito. Chi avesse difficoltà con questi metodi può scrivermi
per poter pagare in altro modo. Vi ricordo però che, essendo un progetto basato sulla circolarità, con una donazione riceverete in cambio un voucher di pari valore alla vostra donazione per partecipare a qualsiasi viaggio o escursione di Sardegna Sacra a vostra scelta nell'arco del 2021. Scusate se questo lo sto ripetendo ogni giorno, ma il calendario della primavera-estate lo metterò presto, molto presto, così potrete organizzarvi, ma aspetterò i primi di marzo per vedere come ci dovremo regolare a questo proposito. Chiaramente tutti noi speriamo che già ad aprile possiamo tornare a lavorare anche con i tour un pochino più lunghi. Le escursioni in Sardegna comunque riprendono a marzo, alcune le trovate già nel calendario del sito e anche su Facebook, quindi comunque quelle in calendario per marzo rimangono, ma ad aprile e maggio spero anche di poter fare dei viaggi un pochino più lunghi, ecco. Poi ovviamente incrociamo tutti le dita che le cose vadano per il meglio. Io sto dicendo sempre nell'arco del 2021, ma non è detto, potrebbe anche essere prorogata questa cosa, ovviamente a seconda di come vanno le cose. Io spero di fare un calendario fittissimo e di incontrare tanti di voi di persona, perché come abbiamo visto, certo, Adriana è bravissima con le sue immagini bellissime, vi raccontiamo le cose al meglio che possiamo, ma come sapete viverle di persona è un'altra cosa, quindi il nostro vuole essere uno stimolo a fare l'esperienza di persona più che a guardarsela da casa, cioè guardarsela da casa è il primo passo, è lo stimolo per poi fare l'esperienza personalmente. Bene ragazzi, a questo punto dai, noi ci mettiamo, ci organizziamo per uscire e vi diamo appuntamento a questa sera. Ciao ragazzi, ciao!